Compagni. Sul destro Monteforte, il tiro improvviso, rischia qui l'Italia. Passa anche in mezzo agli avversari, ancora Monteforte. Monteforte, la palla che arriva lì e poi incredibile, Cerqua intercetta. Erano 2 contro il portiere, ma la Golbet non è riuscita a trovare il gol. Bravo anche Cerqua nel posizionamento. Difesa della Golbet, Monteforte. Monteforte, Cerqua risponde e poi allontana la difesa dell'Italia. Vediamo. Galassi tocca per Monteforte, palo, palla che poi attraversa la linea di porta e si spegne sul fondo. Va a rispondere l'Italia. L'impressione è che il gol decisivo stia per arrivare, eccolo infatti, con Monteforte, il numero 24, scarica al sinistro, non può nulla Cerqua. 2-1, Golbet calcio 8. Francesco. De Michele avanza. Adesso la partita è un continuo ribaltamento di fronte. De Michele prova, Opara respinge e poi calcio d'angolo. Allora il contropiede, 2 contro 1, Monteforte. Monteforte vuole fare tutto da solo, se la porta sul sinistro, il pallone scavalca, il portiere è sulla linea, salva la difesa dell'Alitalia. Che occasioni in contropiede. Monteforte da solo, è salita tutta l'Alitalia. Eccolo Monteforte davanti a Cerqua, prova a saltarlo, poi tira con il sinistro largo.